Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi mi fa piacere dire che i protagonisti di questa striscia siete anzitutto voi ascoltatori della radio, voi lettori del nostro sito, voi comunità che storicamente si è sempre stretta attorno alla nostra testata e ci ha sempre anche incalzato costruttivamente, è sempre stata attiva, non siete stati mai passivi o meri recettori del nostro lavoro, avete contribuito a farlo ogni giorno, a migliorarlo. Quindi anche per questo io voglio dirvi grazie e augurarvi sinceramente un buon Natale, non buone feste generiche, anche buone feste generiche, ma soprattutto un buon Natale, perché sono convinto che dirsi buon Natale oggi sia un atto a maggior ragione pieno di contenuto, un atto fieramente identitario, un atto politico nel senso lato e o letterale dell'espressione, un atto che riguarda la polis, cioè la nostra convivenza pubblica civile, il nostro stare insieme. E sì, perché come dire, è scritto già nel nome, ovviamente, no? Natale deriva dal latino natus, no? Nato, o dall'aggettivo natalis, che riguarda la nascita. Che riguarda la nascita di quel bambino in quella grotta umilissima a Betlemme, che ha spaccato in due il corso della storia. Perché piaccia o meno, gli anni noi li contiamo ancora a partire da quell'evento immane. Gli anni sono prima di Cristo e dopo Cristo. Questa cosa il relativismo woke non è riuscito a intaccarla. Il relativismo woke invece ha intaccato ormai da anni il senso simbolico, culturale del Natale. Abbiamo avuto una serie di perifrasi che erano altrettante supercazzole politicamente corrette, no? La festa della neve, la festa dell'inverno, la festa dell'amicizia, il Natale multiculturale, che è veramente un ossimoro profondamente disonesto, perché rimuove la specificità immane di quell'evento, di quella nascita. E allora no, quella nascita, festeggiare quella nascita vuol dire scomodare un ben preciso orizzonte culturale in tutti i sensi possibili, diciamo, dalle pratiche di vita alla metafisica pura, riguarda scomodare, si può ancora dire, noi lo diciamo, il senso profondo della civiltà occidentale. Perché a partire da quella nascita e a partire dal significato di quel bambino, che poi è un Dio che colma il fossato metafisico tra terra e cielo, no? Cioè un Dio che si fa carne, si farà carne al punto da conoscere il dolore, la sofferenza suprema, cioè il limite dell'umano. È a partire da Lui e da quello che predicherà Lui e dal senso di quello che insegnerà Lui, che esistono delle quisquiglie che ci connotano come civiltà. La dignità radicata in ogni persona, in ogni volto, in ogni storia, a prescindere da qualunque condizione, dettaglio, ruolo, la sacralità intrinseca della vita, cioè l'idea veramente rivoluzionaria che la vita è sacra di per sé, che l'intangibilità della vita è qualcosa, è un tabù di fronte a cui si deve arrestare anche il più potente tra i potenti, anche la macchina dello Stato, anche il Leviatano, a maggior ragione. L'idea rivoluzionaria anch'essa di laicità. Ebbene sì, perché quel bambino sarà anche il fondatore della laicità occidentale, sarà colui che dirà date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, appunto fondando la nostra idea di laicità, che non è il laicismo talebano, che è un'altra forma di fondamentalismo, ma è appunto dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Insomma, dirsi buon Natale prestando orecchio al senso delle parole, rivendicandolo, vuol dire rivendicare anche e soprattutto il senso profondo della nostra civiltà, quella civiltà che
come diceva Benedetto XVI nell'insuperato discorso di Ratisbona, forse l'ultimo vero colpo di reni di fierezza culturale della nostra civiltà, è fondata sulla profonda concordanza tra ciò che è greco nel senso migliore e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia, cioè tra la ragione, il logos greco e classico, e la fede in quel Dio lì, nel Dio bambino, nel Dio che si fa uomo e che appunto colma il fossato tra i mondi, tra il cielo e la terra. Questo è il Natale, è una scelta di campo, ovviamente una scelta di campo che fa scaturire l'apertura all'altro, la condivisione, la fratellanza, ma tutto questo perché parti da quelle premesse lì. È possibile perché parti da quelle premesse lì e non da altre, perché quelle premesse lì, la dignità della persona, la sacralità della vita, la separazione tra peccato e reato, quelle premesse lì non sono scontate, non sono condivise da qualunque frullato multiculturale, quelle specificità ci definiscono in quanto occidentali. Grazie a tutti voi, il miglior abbraccio possibile e un buon Natale a tutti voi. Tra un manifesto